Amici dell'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore dalla Pala Barsacchi di Viareggio, dove in contemporanea si giocano tutte le partite alle 20:45 di questa ultima giornata della regular season del massimo campionato di hockey su pista di Serie A1. Il Viareggio riceve il Bassano di diversi ex, oltre l'allenatore Alessandro Bertolucci, ex abbiamo Fernando Montigel, Patrizio Ipinazar, Matteo Cardella. Mentre ci sono ex anche per quanto riguarda il Forte dei Marmi nelle file del Bassano, come il portiere Mattia Verona e Francisco Ipinazzara. Nel centro giovani calciatori è assente Luca Lombardi perché nell'ultimo allenamento di venerdì sera ha preso una pallina di rimbalzo ad un occhio e quindi per precauzione è stato consigliato dall'oculista di riposare almeno in questa giornata e così al suo posto c'è Jacopo Pellegrini. Le squadre sono già scese in pista, il Viareggio maglia bianconera, il Bassano maglia giallo-rossa. Vediamo le formazioni, il Bassano propone con il 58 Andrea Scuccato, con il 50 Francesco Girardi, con il 4 Gerard Riba, con il 14 Esteban Posito, con il 75 Fernando Montigel, con l'87 Francisco Ipinazar, con il numero 8 Patrizio Ipinazar, con il 55 Giuliano Giuliani, con il 24 Matteo Cardella, con il numero 85 Mattia Verona, allenatore come detto Alessandro Bertolucci. Il centro giovani calciatori propone con il numero 17 Pablo Gomez, con il 95 Jacopo Pellegrini, con il 5 Federico Ambrosio, con il 7 Liam Rosi, con il 9 Samuele Muglia, con il numero 11 Romeo Danna, con il numero 26 Elia Cinquini, con il numero 12 Francesco Poletti, con il numero 99 Enric Torner, con il numero 40 Filippo Poletti, allenatore Mirko De Gerone. Gli arbitri dell'incontro sono Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli, arbitro ausiliario Sandro Raffaelli di Viareggio. Le squadre sono schierate già al centro della pista, sentite in sottofondo la lettura delle formazioni da parte di Daniele Maffei, che poi ci raggiungerà in postazione centrale qua al Pala Barsacchi per la telecronaca di questa partita. All'andata il Viareggio vinse 3-1 a Bassano che reduce dalle doppie sconfitte con il Giovinazzo, che ha complicato un po' le cose anche al Forte dei Marmi in chiave salvezza diretta per i playoff, e poi anche in Champions giovedì, quindi arriva la squadra di Alessandro Bertolucci con la voglia di riscatto. Il centro vuole mantenere questa terza posizione che divide con il Valdagno, con il vantaggio degli scontri diretti per la formazione viareggina, però molto importante è l'esito di questa ultima giornata della regular season per determinare un po' la griglia per i playoff, playout, per chi si salva e chi deve invece trovare la strada per poter proseguire l'avventura, per rimanere nella Serie A1. L'assenza di Luca Poletti stasera per il centro giovani calciatori è senza dubbio un'assenza che pesa, perché il giovane giocatore del CGC è in uno stato di forma e poi indubbiamente ha realizzato anche dei risultati importanti
con prestazioni di un certo rilievo, quindi per Mirko De Gelone è un elemento indubbiamente di sostanza nell'economia del gioco, però insomma vediamo come andrà l'evolversi di questa partita, una partita che non è semplice sicuramente, perché il Bassano è una squadra forte, Bassano che si era conquistato anche la vetta della classifica scavalcando i diretti avversari del Trissino, campioni d'Italia, che indubbiamente hanno dalla loro il vantaggio di essere un complesso con una rosa piuttosto competitiva. Tanto suggestivo anche il saluto di tutti i giocatori del Centro Giovani Calciatori verso il piccolo Loris, uno dei giocatori del settore giovanile che i sabati sera qua al Pala Barzacchi aiuta Matteo Gargiulo quando c'è bisogno di entrare in pista. Matteo Gargiulo, collaboratore del CDC, per entrare e asciugare il parquet. Intanto la partita è iniziata con questa conclusione da lontano subito di Francisco Ipinazar, che i due fratelli, sia Francisco che Patricio, sono in pista con il portiere Mattia Verona, poi Montigel e dalla parte opposta anche Gerard Riba con il numero 4. Il CDC con, attenzione perché c'è già il Bassano in avanti, c'è il gol del Bassano. Il gol del Bassano, siamo addirittura a un minuto, vediamo chi è il giocatore, il numero, vediamo se riusciremo a rivederlo, dovrebbe essere Patrizio Pinazzar, vantaggio quindi per il Bassano con Ipinazzar, se non andiamo errato, ora che ha sbloccato il risultato con una pallina lenta che è andata alle spalle del portiere Pablo Gomez. Quindi partita subito in salita per il Centro Giovani Calciatori con il vantaggio del Bassano esattamente dopo nemmeno un minuto dall'inizio. Ora verificheremo l'autore del gol, ma dovrebbe essere forse Patrizio Ipinazzar, ora controlleremo, però si è visto male perché era coperto il giocatore eravamo coperti nell'azione in cui si è sviluppata l'azione. Intanto ci ha raggiunto anche in postazione Daniele Maffei, guardiamo se riusciremo a capire il gol del CDC. Intanto Daniele sta controllando a chi è stato attribuito, però ci dicono che dovrebbe essere il numero 8. No, Riba. Allora è stato dato a Riba, quindi una pallina lenta che si è andata ad insaccare alle spalle di Pablo Gomez, quindi Riba per l'1-0. Tanto Daniele, come detto, è ritornato subito nella nostra postazione, quindi Daniele, partita in salita. Sì, subito il vantaggio dopo pochissimo. Intanto c'è una conclusione di Torner, poi toccano la pallina sia Ambrosio che Monticello, la palla dovrebbe essere dei bianconeri. Subito questo vantaggio di Riba, giocatore che già l'anno passato ha segnato tantissime reti con la maglia del Bassano. Questo dovrebbe essere il suo 32esimo gol in campionato, un cecchino di questa Serie 1. Adesso il centro ad impostare, mancano 22. Ambrosio va da Tornero, avanza Tornero,
poi la pallina per Ambrosio, però riescono in qualche modo i giocatori del Bassano a recuperare questa sfera con Francisco Ipinazzar, l'anno scorso a Forte dei Marmi. Rimane giù anche Federico Ambrosio, anche lui l'anno passato a Forte dei Marmi. C'è il fallo però di Ambrosio, quindi è il primo fallo di squadra per il centro, 0 quelli del Bassano, 22-08 il vantaggio è per la squadra seconda in classifica. Abbiamo già parlato prima della partita con Alessandro Bertolucci, un secondo posto che rimarrà quello per la formazione del Bassano, visto che questa ultima giornata i punti di distacco sono 5 dal Trissino e il vantaggio sulle terze Valdagno e Centro sono di 6 punti. Importante stasera vedere cosa fa il Valdagno a Trissino in caso che i risultati qua, tanto uno scatenato Patrizio Ipinazzar va alla conclusione e poi vede sì, perché Rondina ha visto un fallo nell'area bianconera, quindi tiro di rigore in favore del Bassano sul dischetto Riba contro Gomez, che parla con il direttore di gara di Vercelli. Aspettiamo la conclusione. Riba, non so se palo, non so se ci ha messo anche qualcosa Gomez, ma insomma ci siamo salvati, no Roy? Quindi si può ripartire. Sì. Ancora Francisco Ipinazzar per Montigelli che sbaglia il passaggio, riparte Elia Cinquini per il centro, viene fermato però da una difesa molto attenta, quella del Bassano. Si riparte con Nando Montigelli che avanza, poi trova molto bene ancora Riba dietro la porta di Gomez, prova l'alza e schiaccia, la tocca in qualche modo anche la stecca di Torner, poi alla fine Enric riesce a ripartire per i bianconeri. Muglia, Torner avanza al centro, alza la testa a Torner, poi trova Danna, si va ancora da Torner e trova Cinquini, ancora per Torner, poi prova la botta Muglia, però rimane a terra Giuliano Giuliani. Sì, Monticelli forse Roy. Sì, Monticelli. Su questa pallina che lo ha colpito ha fermato il gioco Rondina, quindi time out. Dalle altre piste stasera si gioca tutti alle 20:45 in questa ultima giornata e in questo momento sono tutti 0-0, escluso il Bassano che sta vincendo questa sfida al Palabarsacchi. Quindi in questo momento il Valdagno pareggiando a Trissino sarebbe terzo in classifica con un punto più del centro, ma insomma siamo solo all'inizio di questa ultima giornata della stagione regolare e quindi può succedere ancora di tutto. Sta per finire il time out. Riba, come abbiamo detto, è stato l'autore del vantaggio immediato della formazione del Bassano. Riba che sale a 32 reti in campionato. Si riparte con il possesso del centro. Roy. Tanto è arrivato un gruppetto di supporters da Bassano dietro la solita tribunetta lato mare, inquadratura subito del nostro operatore tempestiva. Ora vediamo il centro che in fase offensiva cerca di recuperare questo gol di svantaggio. Come detto all'inizio della telecronaca, l'assenza di Luca Lombardi stasera pesa e non poco nell'economia del gioco. Sfortunato nell'ultimo allenamento di venerdì, una pallina di rimbalzo lo ha colpito ad un occhio e quindi è stato per precauzione ritenuto importante farlo riposare. Intanto la doppia conclusione di Danna viene respinta in qualche modo dalla difesa del Bassano che avanza. Persa la pallina da Riba,
però c'è l'intervento dell'arbitro Eccelsi di Novara che comanda una punizione a favore dei bianconeri. 1-1 i falli di squadra per Bassano e CGC, mentre 1-0 il vantaggio ospite, arrivato proprio nemmeno a un minuto dall'inizio della partita. Intanto continua ad arrivare ancora gente qua al Palabarzanchi, perché di solito qui l'orario è alle 21 e probabilmente sono i distratti. Sì, tanti non hanno capito che stasera era alle 20:45, anche se chiaramente sulla stampa locale, su certo, Facebook certo. E anche su varie promozioni di questa partita era stato annunciato, nonostante sul sito anche della società bianconera, però tanto la tribuna del Palabarzanchi direi che è bella piena. La partita è di richiamo, tanto pubblico, no? Tanto pubblico, poi tanti ex anche in pista, è vero, e quindi c'è anche l'interesse di questo che richiama. Intanto una pallina finisce in tribuna, per fortuna nessuno si è fatto male, ritorna immediatamente in pista, avanza il centro, Elia Cinquini costretto a indietreggiare Muglia, cerca di trovare uno spazio Elia, non lo trova Torner, largo per Danna, fermato contropiede del Bassano con Riba. Attenzione, perché la squadra di Alessandro Bertolucci si era riportata con 2 passaggi subito a tu per tu di Pablo Gomez, Patrizio Pinazzar per Francisco Montigel, giocatore sempre verde tra virgolette, giocatore che ha lasciato un bellissimo ricordo sia qui a Viareggio che poi anche a Follonica, dove ha giocato, un elemento che dà sempre tutto, che tutti vorrebbero sempre avere in ogni squadra. Avanza ancora la squadra ospite, tanto salutiamo anche Guido Batori che ci ha raggiunto, che è con noi, grande Guido, ex meccanico della prima squadra del CDC, ha recuperato anche da un piccolo intervento all'Anca, quindi e adesso segue le giovanili, no? È a disposizione anche per le lui. Giovanili, grande Guido. Lui ora si è messo a disposizione delle giovanili del CDC, proprio perché anche lui ha un'affezione per questa società. Avanza la squadra ospite in maglia giallo-rossa con Patrizio Ipinazzar. Montigel va a trovare rifugio nell'angolino davanti a lui. Liam Rosi ha festeggiato il compleanno insieme con Alessandro Bertolucci, allenatore del CDC, quindi auguri ad entrambi. Torner rallenta un attimo la manovra viareggina, gli fa spazio Muglia, Torner manda in avanti per Danna che non aggancia, e quindi Giuliano Giuliani è entrato in pista, anche questo è un altro giocatore da guardare a vista. Ancora il Bassano in avanti, scuccato il capitano, indietro poi spara avanti questa pallina Verona. Patrizio Ipinazzar, anche lui ex bianconero come Montigel, come Alessandro Bertolucci. Il palo, qui si salva, il palo, si salva al centro, il palo del numero 58, il capitano Andrea Scuccato. Era stato molto bravo ad inserirsi nell'area bianconera, ha colpito il palo Ambrosio dalla parte opposta, si mette il guantone Verona e il gol di Samuele Muglia. Eccolo, che trova l'incrocio alla destra di Verona per il pareggio bianconero a 17:02. Prima Verona aveva fatto una gran parata sulla botta da fuori di Ambrosio, sulla respinta è stato molto bravo, eccolo là nel replay, Muglia la mette laggiù alla destra del portiere del Bassano, pallina nell'incrocio, arriva all'1-1 dei bianconeri con Muglia, 12° gol in campionato per Samuele. Rosi avanti ancora al centro, Rosi la botta da fuori, trova solo la rete esterna
tutto regolare per il Chelsea, ma il possesso è ancora bianconero. Muglia conclude al lato, può ripartire il Bassano con Scuccato, fermato molto bene da Muglia. Ancora Muglia, ora viene anticipato da Patrizio Ipinazar, numero 8 del Bassano, quindi il possesso è della squadra veneta. Scuccato, Ipinazar trova Nando Montigel, avanza Nando, si ferma su di lui Rosi, c'è il fallo di Rosi su Nando Montigel, il secondo fallo di squadra dei bianconeri, uno per il Bassano. Patrizio Ipinazar nell'angolo, recupera il centro grazie ad Ambrosio, parte Torner, ragiona Torner, torna ancora da Federico Ambrosio, va a destra per Muglia, ancora Samuele Muglia, cercava Ambrosio, però pallina sporcata, può ripartire il Bassano, ma è molto bravo Torner a fermare Scuccato. Rosi, la botta di Muglia, il miracolo di Verona ancora Rosi alla conclusione, un bel centro adesso, sta crescendo la squadra di Mirko De Gerone. Intanto è entrato in pista anche Francisco Ipinazar, il centro con Torner, esce Muglia, entra Danna, Rosi, Danna, capitano bianconero, sono passati 5 secondi, quindi perde il possesso il centro, possesso che va al Bassano, ma il Bassano ha chiesto anche il time out. Dalle altre piste tutti 0-0, tutti 0-0. Ecco, cambiano i risultati. Trissino Valdagno 1-0 Roy. È arrivato il vantaggio del Trissino, questo è importante anche per il centro, perché in questo momento rimarrebbe terzo in classifica, anzi con un punto di vantaggio sul Valdagno, visto che stiamo pareggiando, e Lodi vince 1-0 a Follonica. Ecco questi i parziali, Roy. Siamo anche, come detto, scontro diretto in vantaggio con il Valdagno, esatto. Quindi chiaramente è da seguire questa partita, ma l'evolversi di questa stagione del 100 giovani calciatori meriterebbe questo terzo posto alla squadra di Mirko De Gerone, per questo andamento costante che ha avuto nell'arco di tutto il campionato, anche nei momenti in cui ha dovuto sopperire a delle assenze importanti e pesanti, ce l'ha fatta a rimanere sempre a galla e quindi a ottenere risultati importanti con una grande tenuta di squadra, di gruppo, come ha sempre sottolineato l'allenatore Mirko De Gerone. Sono di fronte due belle squadre che hanno disputato un bel campionato. Il Bassano chiaramente alla vigilia da tutti gli addetti ai lavori, come il Trissino, era stata accreditata come una delle squadre da battere, da essere protagonista. Diciamo che la sorpresa è risultata essere in modo positivo ovviamente il 100 giovani calciatori. Siamo a 14 minuti e 58 secondi dalla conclusione del primo tempo, è un 1-1 che il centro si è meritato per quello che ha visto. C'era stato proprio il vantaggio del Bassano in modo davvero che aveva lasciato lì per lì scioccato il centro giovani, che però si è ripreso e poi alla lunga è riuscito a creare delle azioni pericolose sotto la porta di Mattia Verona. Intanto recupera bene il centro, viene avanti con il capitano Danna, va alla conclusione ribattuta da Ipinazar, riparte subito il Bassano in avanti con Scuccato, apertura laterale per Francisco Ipinazar, recupera Ambrosia per un attimo la pallina, la riperde. C'è molta aggressività da parte delle due squadre, dove la posta in palio è alta, anche perché, come detto, il Bassano è venuto qui per vincere dopo le due sconfitte in questa settimana, una in campionato, l'altra in campo internazionale, quindi aveva voglia la squadra di Alessandro Bertolucci, visto anche che all'andata aveva perso sulla sua pista 3-1. Intanto si distende il portiere Pablo Gomez sulla conclusione di Francisco Ipinazar, neutralizza Ambrosio sull'attacco e il pressing dell'avversario, porta la pallina in avanti, 5 secondi. c'è però l'intervento poi c'è un fallo di Chelsea. Siamo 3-1
come falli di squadra per il CDC sul Bassano, quindi il gioco è fermo, si ripartirà con la squadra veneta, tanto pronto ad entrare in campo nuovamente un altro giocatore per il Centro Giovani. Vediamo che è Elia Cinquini che riceveva delle direttive da parte di Mirko De Gelone. Ricordo e ribadisco che non c'è Luca Lombardi, infortunatosi ad un occhio, quindi per Mirko De Gelone c'è un cambio in meno stasera in una partita estremamente importante in cui la squadra bianconera ha la necessità di fare punti per mantenere questa terza posizione che vuole in tutti i modi. Ovviamente occhi puntati da lontano sulla pista di Trissino, aggira un avversario, Giuliani era venuto in avanti, parte il Centro Giovani, attenzione che c'è l'azione pericolosa, viene fermata Danna, Torner fuori Muglia in questa fase della partita, l'autore del gol del pareggio per respirare, entra in pista Elia Cinquini con le sue conclusioni da lontano, potrebbe sicuramente essere come sempre una pedina in più da sfruttare. Ambrosio, tanto c'è il fischio, fallo. Va giù Nando su un contrasto con Elia Cinquini che è reduce da una bella esperienza anche con la nazionale di Alessandro Bertolucci alla Coppa di Montreux, dove ha realizzato anche 2 reti e dove la nazionale azzurra si è classificata al secondo posto, quindi la dice lunga. Anche Mattia Cardella del Bassano faceva parte di quella squadra. che sta per entrare, sta per entrare Roy. Sì, anche lui altro giocatore cresciuto nel CDC, intanto lì si deve fischiare. Sì, l'ha fischiato il fallo su Rosi. Era scuccato, Sì, capitano. Si aveva cinturato, la cinturata l'ha a messo mo' giù di sandwich, come diciamo noi. Sì. Siamo 4-3 come falli di squadra. Legittimo l'intervento di Rondina, che però dice che bisogna andare da quella parte nel a punto battere. giusto, e poi dice anche a Scuccato di fare silenzio perché il fallo c'era. Netto, sì. Rosi e Ambrosio hanno scambiato la pallina, c'è Danna dietro la porta di Verona, Ambrosio va di prima, c'è la respinta di istinto di Verona, riparte Verona che è maturato molto nel corso di questi anni, il Forte Marmino. Ambrosio, anche lui nel giro della nazionale è uno dei giocatori su cui crede molto Alessandro Bertolucci e non a caso lo ha voluto a Bassano. Cinquini avanza, resiste all'attacco di Ipinazar Francisco, bravo Elia, C'è il fallo. Ha subito fallo, Sì. era evidente. 4 pari, intanto Matteo Cardella in pista. Aveva segnato un po' di norma del vantaggio e Chelsea dice avevo provato a vedere se tenevi la pallina, poi l'hai persa e io ho fischiato. Si riparte, i falli di squadra sono 4 per parte, 1-1 il punteggio, quindi tutto in parità. Rosi prova da fuori, attento Verona, Matteo Cardella, numero 29 del Bassano, anche lui Viareggino, si va da Francisco Ipinazar, numero 87, Giuliani, trova Nando Montigel là in alto a destra, scarica lì per Francisco Ipinazar, pressato da Ambrosio che gli leva la pallina e subisce il fallo, è il quinto fallo di squadra del Bassano. Francisco Ipinazar non è d'accordo e Chelsea dice che il fallo c'è. Quinto fallo di squadra per il Bassano, 5 anche per il centro. Chiede Federico Ambrosio se si può pulire la pista. E allora entra il piccolo Loris. Sì, Loris, guarda che bello, va lui. L'applauso del pubblico per Loris con i suoi pattini, con Ambrosio
che gli spiega dove bisogna pulire perfettamente la pista. Loris esce dalla pista, si riparte. Ambrosio, Elia Cinquini supera il centropista, Federico Ambrosio ancora per Elia, la gran botta di Elia di poco al lato, forse toccata anche da Rosi. Siamo nell'angolo, può ripartire però la formazione di Bertolucci. Francisco Epinazar fermato molto bene da Ambrosio, trova Cinquini, poi la deviazione di Patrizio Epinazar, la pallina sorvola la traversa della porta difesa da Verona. Può ripartire il Bassano con Cardella che finta il tiro, poi ragionano ancora 30 secondi di possesso i giocatori veneti. Patrizio Epinazar ha trovato Giuliani che poi va da Francisco Epinazar, ancora Giuliani, l'anno scorso a Valdagno, un giovane fortissimo questo Giuliano Giuliani. Recupera la pallina alla fine del centro con Rosi, Danna chiede calma, si va da Ambrosio, ancora per Danna, la botta sporcata da Patrizio Epinazar, poi recupera Giuliani proprio per Patrizio Epinazar, ex bianconero, che cercava Cardella. Non abbiamo visto bene se la stecca l'ultima è stata quella di Rosi, secondo me sì, quella pallina che poi è uscita di pista. Tanto andiamo anche coi parziali. Trissino Valdagno, siamo ancora 1-0, Folloni Calodi 2-2, mentre le altre partite sono ancora sullo 0-0, Giovinazzo Grosseto, Breganze Forte dei Marmi e Sarzana Novara. In questo momento il centro è terzo con 55 punti, ne aveva 54 prima di questa sfida. Il Valdagno invece al momento rimane fermo a 54, quindi centro giovani calciatori che in questo momento sta mantenendo il terzo posto in classifica. Questo è un grande risultato a dimostrazione del grande lavoro fatto da questa società, da Alessandro Palagio, ma insomma Nicola Palagio, poi tutta la dirigenza bianconera. Ricordiamo che 2 anni fa eravamo in Serie A2, l'anno scorso siamo arrivati decimi in Serie 1, insomma essere terzi dopo 2 anni dimostra il gran lavoro fatto da questa società. Rosi, Torner, Danna, Torner, va là, in alto, per Rosi, che trova Danna! Bella la conclusione di poco alta, e ancora possesso bianconero, con Danna che scambia con Ambrosio che poi scarica fuori per Torner. Torner ragiona, va ancora da Danna, si ferma il capitano, fuori da Torner, avanza qua a destra Torner, dietro la porta di Verona, ha messo questa pallina al centro, poi la botta, bravo Ambrosio, era difficilissimo inquadrare la porta, la pallina poi è andata al lato, poi una stecca in terra, quindi possesso per il Bassano. Cardella molto bravo a saltare Torner. Patrizio Epinazar, Francisco Epinazar, giù in alto, in possesso di sfera, fuori dal fratello Patrizio, l'ex bianconero, anche lui si ferma, ragiona, torna fuori, trova Riba, autore dell'1-0. Qua passano sicuramente i 5 secondi. Riba non ha controllato questa sfera, quindi pallina in possesso del centro giovani calciatori Viareggio. Sulla sfera è già lì pronto Muglia, la tocca ad Ambrosio, dentro la porta del Bassano, ha provato la conclusione Ambrosio, attento Verona, riparte Cardella per il Bassano, poi torna fuori ancora da Francisco Epinazar, pressato da Muglia, Muglia su Francisco Epinazar, deve andare fuori da Cardella, poi Patrizio Epinazar, Riba, Cardella, 22 secondi di possesso per il Bassano, la botta di Francisco Epinazar, attento Pablo Gomez, Patrizio Epinazar, ancora per Francisco Epinazar,
ancora il Bassano in possesso di sfera. Cardella fuori da Francisco Epinazzar, si va dalla parte opposta da Patrizio Epinazzar. Cardella fuori da Francisco Epinazzar, ancora per Cardella, gli sporca la sfera per un attimo Rosi, il possesso è ancora del Bassano. Patrizio Epinazzar dietro la porta di Gomez, mancano pochi secondi, 8, deve concludere il Bassano. Riba e poi la botta da fuori di Patrizio Epinazzar era normale, mancavano solo 3 secondi, ma c'è l'errore del centro, ancora sbaglia la conclusione Cardella al lato, riparte Rosi, si va da Torner, mancano 6:55 alla fine di questo primo tempo. 1-1 le reti di Riba e di Muglia, i falli di squadra 5 per parte. Roy. Bianconeri in avanti con proprio Samuele Muglia, intanto c'è un corpo a corpo con Liam Rosi, partita molto attenta anche in fase difensiva per tutte e due le squadre. Ambrosio servito bene e c'è palo, qui grande sfortuna, grande sfortuna di Ambrosio, grande sfortuna, visto bene Chelsea, qui grande sfortuna di davvero sfortuna Ambrosio, per i bianconeri, perché gli aveva dato una grande palla Samuele Muglia, c'è stato questo palo di Ambrosio con la pallina che a volte batte sul palo e finisce dentro, e questa volta invece ha battuto sul palo ed è finita fuori. Però questa dimostrazione che è un 1-1 più che meritato, quello del Centro Giovani Calciatori, che ha rimesso in piedi una partita che non era facile, perché dopo nemmeno un minuto dal via era già sotto qui davanti. Poi noi abbiamo avuto quel tiro di rigore, potevi andare sotto di 2 reti, invece poi sei riuscito a macinare e tornare in partita molto bene. Con merito il Viareggio sta tenendo testa al Bassano, che ora lo ha superato con i falli di squadra, che sono 6 per la squadra di Alessandro Bertolucci. Il pubblico può essere chiaramente l'uomo in più stasera, la parte diciamo organizzata del tifo della Brigata Muraglione si fa sentire, mentre invece l'altra parte del Pala Barsacchi segue con attenzione e potrebbe sicuramente unirsi a quest'altri ragazzi per far sentire di più la loro voce. Sono in silenzio e in meditazione invece supporters del Bassano, che con educazione stanno seguendo la partita della loro squadra. Time out. Si sono subbarcati anche loro tanti chilometri per arrivare qua a Viareggio. Li abbiamo fatti vedere prima all'inizio della gara con una inquadratura del nostro operatore che potrebbe ora inquadrati questi ragazzi che sono arrivati da Bassano. Eccolo, grande. Vedete, stanno seguendo lì con attenzione. Con attenzione il centro si sente con il tifo, tanto ci sono aggiornamenti. Sì, perché il Sarzana è in vantaggio 1-0 sul Novara e quindi in questo momento il Giovinazzo, che sembrava quasi ormai all'interno del playout, in questo momento sarebbe la 10ª in classifica con un punto di vantaggio sul Novara e quindi andrebbe a fare i preliminari di playoff, che è abbastanza normale perché il Giovinazzo sappiamo che è una grande squadra, ha battuto nelle ultime partite sia il centro che il Bassano, insomma la terza e la seconda, però insomma era partito male, no? C'è l'attenzione anche per la gara del Forte dei Marmi che, anche il Forte che dipendeva dal Forte che ha Breganze. Anche qui grida vendetta la sconfitta subita proprio dal con il Breganze in casa. Esatto, è quello che questi eventuali 3 punti, se fossero stati per i rossoblù, stasera sarebbe stata tranquilla. Certo, a volte vedi alla lunga pesa anche una sconfitta contro una squadra che poi è retrocessa, quindi ancora c'è rammarico. Comunque non è ancora finita questa ultima giornata di regular season, quindi poi, insomma, ci auguriamo nei playout che il Forte poi riesca a salvarsi. È chiaro. Intanto c'è Verona, corta respinta, riparte subito la squadra di Bertolucci, che era venuta in avanti con Posito che è in pista, però non è riuscito a dare potenza alla sua conclusione. Muglia, che con l'assenza di Lombardi, come detto, deve
avere più minutaggio in questa partita, proprio perché in fase offensiva il centro giovani manca sicuramente di un elemento importante. Ora ha perso la pallina Turner, Rosi in qualche modo l'ha recuperata, Elia Cinquini, centro comunque sempre con molto ordine, amministra la sfera, tifo si fa sentire, Turner, attenzione Eric, qui c'è Patrizio Pinazzar che lo ha pressato, ora dalla parte opposta il fratello manda la pallina, viene lavorata da Posito che riesce a mantenerne il possesso, darla indietro a Riba, l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Bassano. 4 minuti intanto alla conclusione del primo tempo, 1-1 al Pala Barsacchi tra CGC e Bassano, che mantiene il possesso della pallina, la squadra di Alessandro Bertolucci. Ora c'è Montigel che dà una sfera, vedete, bella parata di Gomez, sì, e poi c'è Posito che alza da posizione ravvicinata e spreca una opportunità ghiotta per la squadra giallo-rossa. Turner ha scambiato con Muglia che gli rivuole la pallina e gliela ridanno i compagni di squadra. Non riesce il servizio di Cinquini a Muglia, però in qualche modo la squadra bianconera ritorna già nella fase difensiva a controllare la situazione di fronte al portiere Pablo Gomez, però sono ancora i giocatori del Bassano che con una deviazione quasi pericolosa di Posito, però il Bassano vedete che sta premendo. Siamo a 3 minuti dalla conclusione del primo tempo, un diagonale che non va lontano dalla porta di Gomez, ancora una volta Posito che in 2 occasioni ha sprecato palline d'oro per la sua squadra. Rallenta il gioco Rosi e fa bene perché bisogna un attimino ragionare. Enrico Turner, intanto Muglia gli fa spazio, tira Turner, respinge il Bassano che ritorna in avanti. Ancora il Bassano davanti, la botta da fuori di Riba alta, ma riparte il centro, Turner per Muglia, eccolo Samuele Muglia, eccolo il 2-1, il raddoppio di Samuele a 2:24, la doppietta in questa partita. Molto bravi a ripartire i bianconeri, hanno sfruttato questo errore in avanti del Bassano, sono ripartiti benissimo, rivediamo con il replay, poi è stato bravo Turner a trovare Samuele Muglia che non ha avuto problemi con una grande precisione a battere Verona. C'è il vantaggio dei bianconeri a 2:24 dalla fine di questo primo tempo, con la doppietta di Samuele Muglia che sale a 13 reti in campionato con questa doppietta. E, insomma un centro che sta giocando una ottima partita contro una grandissima squadra, perché sappiamo la forza del Bassano, ma è ancora lunga. Montigel che è tornato in pista, recupera molto bene Turner questa sfera, ragionano i bianconeri. Samuele Muglia qua a destra, trova Turner, ci mette la stecca Verona in modo irregolare, quindi possesso bianconero a 2:07. Eric Turner trova Rosi, ancora il centro, Muglia non ci arriva, peccato. Può ripartire Bassano con Montigel e trova Giuliani, ancora per Nando Montigel, lassù in alto a destra, ancora fuori, ma c'è il fallo di Facundo Posito su Muglia. È il 7° fallo di squadra del Bassano, 5 quelli dei bianconeri, quindi il possesso è per il centro. Intanto è meraviglioso il pubblico bianconero, si sono svegliati anche quelli, anche questi dalla parte lato la nostra sinistra, probabilmente stanno accompagnando i tifosi bianconeri più caldi che sono qua alla destra della nostra postazione, ma il centro ancora una volta sta dimostrando di essere una grandissima squadra.
ha fatto una grandissima stagione e anche stasera con una squadra fortissima sta mettendo in pista tutto, il cuore, l'anima, la tecnica. E tanto va giù Rosi, tutto regolare. Torner dietro la porta, bisogna tirare, mancano 3 secondi, bisogna tirare. Tutto regolare. Torner aspetta, tanto vediamo che Cinquini dice qualcosa tutto regolare, che mi non sembra... gli torna. No, regolare no, secondo gli loro. altri, ecco, Sì, voglio dire perché... non secondo noi. Non secondo noi. No. Insomma, non è stato visto questo fallo. Insomma. Nando se l'è tolto proprio alla sua maniera. Alla sua maniera, come fa Nando. Lo conosciamo benissimo, no? Grande campione, ma un guerriero, no? Non molla mai. E se non ci arriva con le buone, insomma, in qualche modo ci arriva. Poi no? figuriamoci se si vuole far fermare da Rosi. No, l'ha avuto bimbo, l'ha avuto bimbo lui. No. Nando, da nessuno, neanche dal più forte del mondo, accetterebbe una cosa del genere. Tanto ancora Bassano, mancano 52 secondi. Nando Montigel va lì da Patrizio Pinazzar per Giuliani, qua a sinistra. Bisogna portare a casa questo 2-1. È importante chiudere, tempo, sì, è importantissimo chiudere il primo tempo in vantaggio. Ha ragione Roy. Patrizio Pinazzar dietro la porta di Gomez, scarica lì! La botta al Paratona, grande Pablo, bravo, ancora Patrizio Pinazzar, l'altra Paratona, grande Pablo, 2 parate miracolose, una su Facundo zitto, l'altra su Pinazzar. Bene, teniamo palla, la palla, manca 15 secondi. Teniamo palla. Patrizio Pinazzar. Non diamo la possibilità, anche se l'ultimo tiro è loro. Giuliani gol. Ho detto teniamo palla. Sì. L'avevo detto, teniamo palla. A 7 secondi. Avevo detto Giuliani, teniamo palla. Ha ragione Roy. Teniamo palla, l'avevo detto. Peccato davvero, una grande botta. La botta di Giuliani è molto bello, Sì, però Giuliani lì abbiamo perso una pallina che non dovevamo perdere, però insomma sai, poi alla fine lo sport è così, poi insomma giochiamo con una grande squadra, subito il centro in avanti, finisce qua. 2-2 il primo tempo. Roy l'analisi, un grande centro, ma insomma di fronte c'è un grande Bassano. Con grande amarezza però si porta dentro alla fine del primo tempo questo 2-2, perché bastava amministrarla un attimo questa pallina e sarebbe stato così. Ma comunque grande prestazione della squadra di Mirko De Gerone, che era andata sotto con Riba dopo nemmeno un minuto, il pareggio di un grande Muglia stasera, almeno fino a questo momento. Poi c'è stato ancora l'opportunità del 2-1 per il CDC Sfiorato, poi c'è stato un altro palo di Ambrosio, il vantaggio bello di Muglia 2-1 e il pareggio ora a 55 secondi di Giuliani. Abbiamo gli aggiornamenti? Sì, veloci Roy. Allora, Trissino Valdagno 1-0, Follonica Lodi 3-2, Giovinazzo Grosseto 1-0, Sarzana Novara 1-1, mentre Breganze Forte 0-0. Diamo la linea alla regia, intanto stanno preparando delle porticine e rivedremo i giovani bimbi della leva. Intanto sì, eccoli, arrivano i bimbi della leva. Regaliamogliela questa immagine, sì, facciamoli vedere prima di chiudere il collegamento, perché insomma è bello, perché questo è il futuro dell'hockey. Certo. Il futuro dell'hockey sono queste, allora hanno la visibilità è importante sia per i bimbi, per i genitori, per gli istruttori, per le società, allenatori, per il centro, insomma, per tutte le società italiane e non solo, perché l'hockey la Chiara, vedi? Che segue i bimbi. È questo, quindi queste immagini che gli regaliamo doverosamente e giustamente qua dal Pala Barzanchi è un messaggio che vogliamo lanciare in tutta Italia. Creiamoli questi giovani del futuro. E ora con questo vi do la linea e ci risentiamo per il secondo tempo. Vai!
Nuovamente collegati con il Palabarzacchi di Viareggio, un saluto da Roy Lepore e Daniele Maffei. 2-2 il parziale, raggiunto questo punteggio dal Bassano a 55 secondi dalla conclusione della prima frazione, che ha visto una buona gara da parte di entrambe le squadre, sorrette da un buon pubblico presente qua a Viareggio. Abbiamo inquadrato nel corso del primo tempo anche alcuni supporters arrivati da Bassano per sostenere la loro formazione. Ci sono in pista diversi ex da una parte e dall'altra, partita quindi molto sentita anche da questo punto di vista, con la posta in palio alta il CGC, che vuole questo terzo posto in tutti i modi, quindi sta controllando anche la gara di Trissino Valdagno che era terzo alla vigilia di questa partita, con il CGC che era in vantaggio nello scontro diretto con la compagine veneta. Intanto si attende che Pablo Gomez sia pronto per poter prendere posizione in porta. Stasera si giocano in contemporanea tutte le partite che sono iniziate alle 20:45. Domani invece domenica per la Serie A2, solito discorso anche per la Serie A2, proprio perché siamo nell'ultima giornata della regular season, dopodiché inizieranno playoff, playout. Tanto Gomez entra in porta a difenderla. Tanto si parte con Federico Ambrosio per il 100 giovani calciatori, doppietta di Muglia per il Viareggio, gol di Riba e Giuliani per il Bassano. Subito lunga la pallina di Torner per Cinquini, che comunque è riuscito a raggiungerla. Stasera manca Luca Lombardi, intanto sfortunato qua il centro, c'è stato Mattia Verona che in qualche modo ha neutralizzato questa botta da fuori, con la quale Giuliani a 55 secondi dalla fine del primo tempo aveva battuto Gomez. Dicevo appunto l'assenza di Lombardi pesante. Venerdì nell'allenamento di rifinitura della squadra c'è stato una pallina di rimbalzo che gli è andata in un occhio e quindi per precauzione l'oculista, dopo una visita in ospedale, ha consigliato di non giocare stasera. Ambrosio, una pallina diviene deviata e quindi era Montigel che aveva fermato il bomber viareggino. Pinazzar, Ambrosio cerca di contrastare Montigel, ora viene in avanti Scuccato, che è il capitano Ambrosio, dietro ai Pinazzar. Sono in pista i due fratelli Francisco e Pato. Pato, lo ricordiamo, ex qua a Viareggio, come Montigel Mattia Cardella, nato nel settore giovanile viareggino. Danna, come ovviamente l'allenatore Mirko, Alessandro Bertolucci. La pallina in profondità per Ambrosio, che non trova, vedete, lo spazio per poter tirare. Su di lui c'era la guardia di Posito, che è entrato verso la fase finale del primo tempo, e ora il tecnico veneto lo ha confermato ancora lì anche all'inizio della ripresa. Bassano, attenzione, lunga la pallina proprio per Posito, mano nell'angolino. Ambrosio alla meglio, esce la squadra della Regina. Attenzione perché c'è la grossa opportunità per Elia Cinquini. Mattia si oppone, però Elia era caduto, aveva toccato anche con la mano a terra. Intanto 7 falli di squadra. Dice Chelsea mano a terra, quindi possesso sì. Bassano. 7 falli di squadra per il Bassano, 5 per il CGC. In qualche modo
c'è la neutralizzazione di una pallina da parte di Gomez, però ora è il Bassano che ha iniziato questo secondo tempo, siamo a 3 minuti dal via, che cerca di far pressione al centro, quindi bisogna fare molta attenzione ora a non dare l'iniziativa soprattutto nella fase conclusiva dei giocatori veneti. Ambrosio riparte il centro, 21:52 alla fine del secondo tempo. Torner va ancora da Ambrosio che ragiona, va fuori da Elia Cinquini, laggiù in alto a sinistra per Torner, pressato da Posito, fa la botta da fuori di Ambrosio che non inquadra la porta. Può ripartire la formazione di Alessandro Bertolucci. Montigel davanti alla panchina del CGC, Giuliani che poi va fuori ancora da Francisco Ipinazzar, che prova questa botta al lato, recuperata senza problemi da Federico Ambrosio, il bomber bianconero, per lui 30 reti in questa stagione fino a questo momento. Enrico Torner trova Capitan Danna, ancora Danna, la botta fermata da Posito, ancora Danna, ancora Posito si oppone con il corpo 2 volte e dice di no, poi Pato Ipinazzar, Francisco Ipinazzar, si va da Nando Monticello, Francisco Ipinazzar. Possesso ancora per 25 secondi della squadra veneta. Nando chiede tranquillità. Facundo Posito fuori ancora per Nando Monticello che avanza, prova questa mezza conclusione, mezzo passaggio, ma poi alla fine recupera il centro. Torner per Ambrosio, cerca di raggiungere questa sfera, su di lui il capitano del Bassano Scuccato, alla fine alla meglio. Può ripartire Nando Monticello per il centro, per il Bassano qua a destra, fuori per Francisco Ipinazzaro, Scuccato, Facundo Posito che prova l'alza e schiaccia, la pallina è alta, esce anche dalla pista, quindi possesso bianconero. 19:34 alla fine di questa sfida, ultima giornata del campionato regolare. Muglia, Torner trova Rosi, a sinistra si va ancora da Danna, prova la conclusione, attenta alla difesa del Bassano, poi lotta Muglia, anche Danna, alla fine vediamo che c'è il fallo di Danna, così ha deciso Marco Rondina di Vercelli, che parla con Danna. Alla fine i due si danno la mano. È il sesto fallo di squadra per i bianconeri. Patrizio Pato Ipinazzar, ma è molto attento Gomez. Riparte il centro con Rosi, supera il centropista, si accentra, cerca di mettere una pallina al centro, capisce tutto Francisco Ipinazzar. Siamo dalla parte opposta con Giuliani che non trova Pato, può ripartire il centro, torna la botta, questa pallina che poi gira un po' per la pista, riparte il Bassano. Francisco Ipinazzar ci mette il guantone, dice di no. 18:30 Gomez, ancora il Bassano che sta alzando il ritmo. Capitan Scuccato, numero 58, scarica lì per Pato Ipinazzar, su di lui Muglia, ancora Pato, scarica per Giuliani che però conclude male, e può ripartire il centro con Muglia. Avanza Samuele, la pallina
è del centro perché è stata sporcata dalla difesa del Bassano, una pallina che poi è diventata alta. Vediamo anche se riusciamo a darvi gli aggiornamenti, anche se i secondi tempi sono da pochissimo iniziati. Intanto questa è una notizia importante, Roy, perché il Trissino è 2-0 sul Valdagno e quindi questo permette al centro di conservare molto bene il suo terzo posto in classifica. Attenzione perché il Follonica in questo momento è 4-2 con Lodi, quindi Lodi perde un'altra partita dopo la sconfitta con il Monza e quindi Lodi in questo momento è il sesto in classifica, sarebbe l'avversario del centro nei quarti dei playoff. Giovinazzo Grosseto 1-0, il Forte dei Marmi si è sbloccato, vince 2-0 a Breganze, Salzana Novara 2-2. Importante il vantaggio dei Forte perché, come sapete, poi nei play-out si porta alla metà dei punti fatti in campionato, quindi in questo momento il Forte sarebbe a 24 punti, quindi un ottimo risultato, mentre sarebbe a pari merito con il Novara che è a 23, mentre il Giovinazzo in questo momento sarebbe fuori dai play-out con la sua vittoria e andrebbe come decima nei preliminari dei playoff. Cardella per il Bassano, Francisco e Pinazzar fanno girare pallina i giocatori di Alessandro Bertolucci, ancora Francisco Ipinazzar, va da Giuliani, l'ex Valdagno dietro la porta di Gomez, scarica lì ancora la conclusione di Cardella, conclusione alta di Cardella sul passaggio di Pato Ipinazzar. Possesso centro, Ambrosio, si va da Torner, c'è Carosi, bravo Cardella, capisce tutto, fa su alla sfera, va da Pato Ipinazzar, bravo Rosi a fermare Pato Ipinazzar, la pallina rimane lì, vediamo cosa viene deciso su questa sfera, dovrebbe essere possesso bianconero. Muglia, Rosi, tutto fermo, bisogna ripartire. Muglia parla con Cardella, la pallina invece del Bassano, alla fine si riparte, Cardella, Giuliani, Cardella, tanto continuano i tifosi bianconeri ad incitare splendidi ragazzi di Mirko De Gerone. Questa pallina rimane lì, Cardella poi recupera tutto Ambrosio, poi ripartire il centro, sbaglia Ambrosio, Francisco Ipinazzar ha recuperato la sfera, va da Pato Ipinazzar, Giuliani, va giù un giocatore del centro, Muglia, ma è tutto regolare, la pallina rimane lì, si può ripartire, Federico Ambrosio, possesso di sfera, su di lui Pato Ipinazzar, fuori da Torner che va giù, c'è il fallo, è l'ottavo fallo di squadra del Bassano su Torner, 15:46, 2-2, falli di squadra, 6 per il centro, 8 per il Bassano. Roy. Rosi, Torner, eccolo, che avanza, cerca di mettere a Muglia, non riesce, però mantiene il possesso della pallina, la dà indietro a Rosi, da questi ad Ambrosio. 2-2 il parziale, Muglia anticipato, ora il Bassano che riviene in avanti con Giuliani, retrocede Muglia a dar fastidio a un avversario, ai Pinazzar, Cardella dietro la porta di Gomez, Cardella ancora scambia con i Pinazzar, sono i giallorossi che manovrano in questo frangente del secondo tempo. Il centro recupera la pallina con Muglia,
autore di una doppietta, primo tempo davvero positivo da parte del giocatore bianconero. Rosi apre per il capitano Danna, Ambrosio, ora si chiude il Bassano perché chiaramente non vuol subire rischi, visto che il centro lo ha trafitto già in 2 occasioni. Poi c'è un palo della squadra bianconera con Ambrosio che ora viene fermato da Ipinazzara, riparte, c'è la conclusione in diagonale, la risposta di Gomez anche stasera bravo. Rosi intercetta, Ambrosio perde la pallina per l'attacco, reclamava con Eccelsi, però per l'arbitro di Novara è tutto regolare l'intervento. 8 falli di squadra per il Bassano, 6 per i bianconeri, che ora tentano di riconquistare la pallina, però è in possesso della squadra ospite. Patrizio Ipinazzara, vedete i bianconeri ora con Muglia, con Danna, cercano di fronteggiare gli avversari. Cardella ha ricevuto il passaggio dei compagni, però perde per un attimo la pallina, la riconquista, poi la riperde, ora è Muglia che la lavora per Rosi. Intanto entra Elia, Rosi ha sbagliato un passaggio, attenzione perché qua stava per dare l'opportunità al Bassano. Giuliani ha avuto una grande occasione, sì. L'ha sprecata nettamente Roy, alzando la pallina sulla traversa della porta di Gomez. Bisogna fare attenzione perché errori di valutazione possono dopo essere pagati a caro prezzo. Tanto il Bassano ritorna in avanti, vedete che sono agguerriti i sì, devi stare molto attento perché se sbagli loro. Di Alessandro Bertolucci. Intanto nuovamente un'occhiata alle altre piste, Daniele. Sì. Trissino Valdagno 2-0, Follonica Lodi 4-3, Giovinazzo Grosseto 3-1, Breganze Forte 2-3, Sarzana Novara 2-3, quindi anche il Novara cerca di... c'è un po' di confusione in fondo. Sì, c'è una bagarre, è chiaro che tutti se la vogliono giocare certo. Fino in fondo in questa ultima giornata. Tanto è ritornato in pista il piccolo Loris per andare ad asciugare il parquet nell'area di Pablo Gomez, portiere del Centro Giovani. Ora Mirko De Gironi da una parte, Alessandro Bertolucci, che sono stati insieme al Forte dei Marmi, uno come allenatore, l'altro come direttore sportivo, che poi ha preso il posto proprio di Bertolucci una volta che è andato a Bassano. E in questo momento sarebbero Novara, Giovinazzo entrambe a 26, col Forte a 24 e sarebbe il Novara decima in questo momento. Quindi insomma poi vediamo, insomma ancora tutto da giocare, però insomma l'hockey ci insegna che fino all'ultimo secondo, finché non suona la sirena, i risultati possono variare. Qua intanto per ora non è variato il parziale del primo tempo, 2-2, ma è importante, come detto, il successo del Trissino nel derby con il Valdagno, che dà insomma la certezza fino a questo momento del terzo posto meritato del Centro Giovani Calciatori, anche se chiaramente la partita è ancora lunga perché mancano 12 minuti e 13 secondi alla sua conclusione, con 8 falli di squadra per il Bassano, 6 per il Centro Giovani. Bassano che viene ancora in avanti, c'era stata una pallina che aveva sfiorato il volto di Francisco Ipinazzara, non è nulla, per fortuna rimane al suo posto regolarmente. Tanto i supporters del Bassano arrivati qui seguono la loro partita in tutta tranquillità. Riconquista la pallina e qui è fallo. Siamo al nono. Stasera Samuele Muglia protagonista in tutti gli aspetti, perché grande partita oltre di ai 2 gol ha già rimediato sì. un paio di falli, e quindi ora per il centro potrebbe essere decisivo se arrivasse al 10° fallo del Bassano per poter in qualche modo sfruttare la situazione.
Ancora il centro in avanti, vediamo che però arriva su questa pallina, prima Monticelli va giù sull'attacco di Muglia, ma riparte ancora la squadra di Bertolucci con Giuliani. 11:15 alla fine, 2-2. Riba che prova a trovare un compagno, non so se era un passaggio o un tiro, insomma alla fine poi comunque non c'è nessun problema per Capitan Danna, che va in avanti a cercare Rosi qua nell'angolo alto alla sinistra. Bravo Rosi, alla fine però perde la sfera Francisco Ipinazzar, finta il tiro, ragiona il giocatore arrivato quest'anno dal Forte dei Marmi a Bassano, importantissimo anche per la nazionale italiana di hockey. Giuliani fuori per Nando Montigel, fuori per Francisco Ipinazzar. Bella azione dell'italo argentino. Ancora il possesso per Riba, fa fuori da Giuliani. Devono concludere, mancano 6 secondi per il possesso del Bassano, sta per scadere, scade adesso, quindi il possesso passa al centro, finiti i 45 secondi di possesso in fase di attacco per i ragazzi di Bertolucci. Torna per Rosi, trova Elia Cinquini che è tornato, come sapete, in nazionale, è stato splendido il suo comportamento in nazionale al torneo di Montreux. Grande Elia, e lui è ancora in possesso di pallina, si accentra, ragiona, va fuori da Torner, avanza Eric Torner, trova Rosi al centro per Cinquini, la pallina passa però nell'angolo, recupera Cinquini, molto bravo Elia, ha messo questa pallina al centro, però ha capito tutto Verona, ci ha messo la stecca Nando Montigel dalla parte opposta. Giuliani fuori per Francisco Ipinazzar, la botta alta, non so se c'è una deviazione, sì, perché il possesso è del Bassano. Nando Montigel che tocca lì per Francisco Ipinazzar, fermato in qualche modo da Rosi, poi ci mette la stecca Pablo Gomez e riparte il centro. Torner ragiona, avanza laggiù a destra, poi va da Elia Cinquini, ancora per Rosi, ancora Torner, la botta, attento Verona, bravo Verona. 8:48 la parata del ragazzo cresciuto nel Forte dei Marmi. Adesso in pista anche Pato Ipinazzar, eccolo lì, è lui, ex bianconero, che scarica fuori per Riba, finta il tiro, Riba poi mette questa pallina al centro, non ci arriva Pato e può ripartire il centro con Torner, avanza Eric Torner pressato da Montigel, poi alla fine la meglio il giocatore bianconero, dietro la palla viene pressato, alla fine perde la sfera, torna e commette fallo su Giuliani. Se abbiamo visto bene, sì, anche Sandro Raffaelli, ausiliario di Viareggio, ha indicato il fallo, che è il 7° fallo di squadra per i bianconeri, 9 per il Bassano, 8:05 alla fine. Vediamo anche come sta andando sulle altre piste. Trissino Valdagno Roi 3-0, c'è il terzo gol del Trissino, importante per il centro. Folloni Calodi 4-3, Giovinazzo Grosseto 3-1, Berganze Forte dei Marmi 2-3 e Sarzana Novara 2-3. Quindi, come abbiamo già detto in precedenza, in questo momento il centro è terzo con questo punto che lo porta a 55, mentre Valdagno, perdendo 3-0 a Trissino, rimane a 54. In fondo c'è la vittoria in questo momento di tutte le 3 squadre che stavano lottando tra i play-in e i play-out,
e vincono tutte e tre, e in questo momento ai play-in andrebbe il Novara, mentre Giovinazzo e Forte ai play-out. Insomma, però guardiamo, mancano ancora alcuni minuti. Pato di Pinazzaro, il possesso del Bassano. Nando Montigel, 7:40, 2-2, falli di squadra 9 per il Bassano, 7 per il Centro. Roy. Bassano che viene in avanti con questa conclusione sporca di Riba, recuperata dal centro la pallina, in avanti per Danna, il capitano che va giù, 10° fallo per il Bassano. Forse c'è il blu? Ah, sì? No, giallo per simulazione. Giallo. Giallo per simulazione di Danna e fallo contro il Centro. C'era dietro Montigel, si è lasciato forse cadere di più. Danna non è d'accordo, scuote il capo. 9 falli per il Bassano, 8 per il Centro Giovani. Questa poteva essere un'azione decisiva, importante a questo punto della gara, a 7 minuti dalla conclusione. All'arbitro Eccelsi ha estratto il cartellino giallo per il capitano viareggino. Torner, Ambrosio, partita equilibrata fino a questo momento, con il Centro comunque che ha giocato alla pari, è vero, contro questa forte squadra del Bassano, costruita per vincere, è stata anche prima in classifica alternandosi con il Trissino. Ora c'è questa conclusione da fuori di Torner che si dispera imprecando, però la pallina è ancora per i viareggini. Danna, la messa in mezzo per Ambrosio, ma qui Mattia Verona è bravo, fa cenno con l'1 Ambrosio al suo capitano per dire: mi hai dato una bella pallina, e ha ragione. Bassano che viene in avanti con calma, Montigel. Nando le sue partite le gioca sempre, vedete, di mestiere, va giù Torner, ma Nando non ha commesso fallo. cioè, ricordiamo che ha quasi 40 anni Nando, Però non li dimostra, vedete, si sa amministrare dal punto di vista anche fisico e atletico, non spreca energie, è lì, è sempre nel vivo dell'azione. Ambrosio recupera la pallina e viene in avanti. C'è Capitan Danna, Ambrosio ancora che mantiene il possesso della pallina, va dietro la porta di Mattia Verona. Bassano, siamo a 5 minuti dalla conclusione della partita. Posito viene davanti, ora c'è un'altra sostituzione, rientra Patrizio Ipinazzar. 4 minuti e 50 secondi a concludere la gara. Aggiornamenti, vai Daniele. Trissino Valdagno 4-0, quindi insomma siamo sempre più vicini al terzo posto. 4-0 del Trissino sul Valdagno. Forlonico Lodi 4-3, Giovinazzo Grosseto 3-1, Breganze Forte 2-4 e Sarzana Novara 2-3. Insomma, questo Trissino che ha fatto il suo, ma d'altra parte, anche se era già primo, però di fronte al suo pubblico poi sono partite sentite che sono dei derby, non regala certamente niente, e quindi per il Centro Giovani Calciatori a questo punto potrebbe andare bene anche questo 2-2. Eh sì, perché così per un punto, ma sei terzo da solo, insomma, anche come soddisfazione, no Roy? No, ma poi te lo meriti, no? Un punteggio importante, una posizione meritata da parte della squadra di Mirko De Gelone, che ora ha 4 minuti e 50 secondi lì, probabilmente anche sulle panchine, come lo sanno, abbiamo noi gli aggiornamenti, lo sanno. li sanno anche loro. Il nostro direttore sportivo
Nicola Palagi sarà sicuramente sintonizzato anche lui, come anche dalla panchina. Intanto c'è un infortunio. Nono fallo di Danna su C'è- Francisco Pinazzara, sì. mi sembra. Sì. Danna va proprio a sincerarsi, Sì, sì. anche per capire, ha riportato una botta 9-9, alla falli. fronte. Sì. Ha recuperato il centro, si è fatto raggiungere, era a 7. Sì, sì. Ci sono state, e quindi ora deve fare attenzione sia il Bassano che il centro per non rischiare con questo 10° fallo. Squadra in maglia giallo-rossa che manovra con Pusito dietro, manovra ancora Pinazzara, parte dal dietro, fermato. Bravo Torner. È stato fermato di Pinazzara. Attenzione, e c'è Ambrosio di fronte a Mattia Verona. Aveva avuto la grande opportunità Federico per andare in gol, però non è riuscita a sfruttarla questa opportunità d'oro. Però ricordo, è un 2-2 meritato, anche perché il centro ha fatto vedere di esserci e come, senza poi Luca Lombardi, che non va dimenticato, è un'assenza pesantissima. E ora qui si continua a giocare, dice Rondina, fa cenno con le mani, giochiamo, anche e Chelsea dalla parte opposta, perdono però la pallina i giocatori del Bassano. Ora vediamo se il centro riuscirà ad amministrarla, questo possesso palla. Siamo a 3 minuti e 11 secondi dalla conclusione della partita e siamo 2-2. Risultato che è arrivato nel primo tempo, in cui il centro a 55 secondi dalla sua conclusione della prima frazione vinceva 2-1, e poi c'è stato il pareggio di Giuliano Giuliani. Ancora si oppone Pablo Gomez. Ambrosio mette una pallina, va giù. Danna, c'era stato uno scontro maschio, però vedete che si continua a giocare fino in fondo. Tornera perde la pallina, anche Ambrosio retrocede. Ora entrambe le squadre vogliono vincerla questa partita. Gomez ancora sugli scudi. Bravo su Pablo. Nando, bravo su Nando. Ancora un'altra prestazione. Applauso giusto il Palla Barzanti. Sì, anche Nando si è complimentato con Pablo. Si riparte, manca 2:17, pallina 2. Il centro è sempre più vicino al terzo posto nella stagione regolare, e questa è una grandissima soddisfazione per i bianconeri, visto che il Trissino, abbiamo già visto poco fa, che era avanti di 4 reti. In questo momento siamo Trissino Valdagno 5-1, quando manca pochissimo anche lì. Follonica Lodi 4-3, Giovinazzo Grosseto 4-1, Breganze Forte 2-4 e Sarzana Novara 2-3. Quindi in questo momento il Novara va ai play-in perché è 10°, mentre il Giovinazzo sarebbe la prima, l'11ª dei play-out, seguito dal Forte, poi Castiglione e Breganze. Tanto si riparte, manca 2:13, avanza il Bassano con Giuliani, numero 55, prova la conclusione alta, quindi possesso bianco-nero. Vediamo se ha toccato Gomez o no. Sì, ha toccato Gomez perché il possesso è del Bassano. Mancano 2:02. Un pareggio importantissimo per i bianconeri, quello di questa sera. Pensate che il centro contro una squadra fortissima come il Bassano all'andata aveva vinto, come aveva detto già Roy all'inizio della telecronaca, per 3-1, e anche stasera magari non sappiamo ancora come finirà, ma insomma ha tenuto testa a una squadra fortissima. Questo dimostra il gran valore del centro. Giuliani da fuori, Ambrosio aveva cercato Torner, non lo trova perché attenta
la squadra del Bassano. Francisco Epinazar, la pallina poi è alta ma viene colpito, se non ho visto male, Ambrosio, che rimane a terra. 1,23. Sì, è Ambrosio. Tutti a controllare come sta il bomber bianconero. Questa stagione per lui 30 reti fino a questo momento. Poi Ambrosio esce di pista, eccolo là, dopo la botta che ha preso torna in pista Muglia. Gli applausi del pubblico del Pala Barzacchi per il bomber bianconero. Gomez torna in porta, il possesso è del centro. Sì, si può ripartire. Rossi sulla sfera, pronto a toccarla. Muglia scarica lì per Torner, avanza Torner per i bianconeri, trova Cinquini, fuori per Rosi. Tanto grandi cori del pubblico bianconero. Sentiamo anche Masquerade, la canzone del 22, Sadu Maffei, che viene intonata dai tifosi bianconeri. Cinquini fuori per Muglia, che cerca Rosi là nell'angolo, si arriva però prima Capitan Scuccato. Mancano 45 secondi alla fine di questo match, ultima giornata di campionato, che sta per regalare al centro il terzo posto in classifica, con pieno merito per quello che hanno fatto i ragazzi di Mirko De Gerone e quello che ha fatto la società in questa stagione. Il più grande applauso va a Nicola Palagi, che ha costruito una grande squadra. Torner, avanza Torner, ancora lui, dietro la porta di Verona. Perde la pallina, mancano 5 secondi, riparte Francisco Epinazar. Alla fine la pallina rimane lì, fuori, finita, 2-2, il centro è terzo in campionato. Grande centro, Roy. Grande prestazione anche stasera. Vanno a salutare anche il portiere Mattia Verona, i giocatori del Centro Giovani Calciatori. Intanto Ambrosio guadagna lo spogliatoio anzitempo per la botta che ha riportato nel finale di questa partita, che è terminata come detto 2-2 con Riba, che dopo nemmeno un minuto dall'inizio sblocca il risultato. Il Centro Giovani Calciatori rischia il 2-0 con Riba ancora, che si fa respingere il rigore dal portiere Pablo Gomez, ancora una volta molto bravo. Poi c'è Scuccato che colpisce il palo, ma Muglia realizza il gol dell'1-1 per i bianconeri. Poi sfiora ancora il raddoppio il centro, c'è un palo di Ambrosio, Muglia porta in vantaggio 2-1 la squadra del Centro Giovani Calciatori. Poi abbiamo il pareggio di Giuliani a 55 secondi dalla conclusione del primo tempo, e questo sarà il gol che regala il 2 pari definitivo della partita, che è terminata con 9 falli di squadra da una parte e dall'altra. Ora il centro, in virtù anche della vittoria del Trissino sul Bassano, è matematicamente terzo di questo campionato. L'obiettivo che si era prefissa la squadra viareggina proprio alla vigilia di questa gara ha ottenuto e voluto e centrato questo risultato meritato. Intanto ci sono i saluti della squadra del Centro Giovani Calciatori e del Bassano ai rispettivi tifosi. Il Bassano va a raggiungere 10 tifosi del Bassano che sono arrivati qua a Viareggio. Sì, eccoli là, eccoli là. Sono là, inquadriamoli. sono lì a salutare i tifosi del Bassano. Sono lì a salutare la loro formazione, eccoli con lì, i loro giocatori che sono lì. Un Bassano comunque protagonista in questo campionato. Esce con gli applausi anche Alessandro Bertolucci, l'allenatore anche ex del Centro Giovani Calciatori della Nazionale Azzurra. C'è il saluto anche delle panchine per gli arbitri, che sono stati Alessandro Celsi di Novara, Marco Rondina di Vercelli e Sandro Raffaelli, arbitro ausiliario di Viareggio. Con ora il pubblico
che saluta i giocatori del centro giovani calciatori. Ambrosio non lo vediamo in pista, è dato negli spogliatori, sì, ha subito ricevuto una pallinata allo stomaco. Stasera mancava Luca Lombardi, che si è infortunato in allenamento, una pallina di rimbalzo lo ha colpito ad un occhio, e c'è il saluto del pubblico viareggino. Davvero ancora una volta stasera sesto giocatore in pista, si è fatto sentire il pubblico caldo della Brigata Muraglione, che organizza varie iniziative anche a favore del centro giovani calciatori, anche a scopo sociale, e quindi anche questo è un aspetto da sottolineare. Escono tutti e con queste immagini noi intanto ci salutiamo per ciò che riguarda la regular season. Ci vediamo ai e playoff, poi no? Ci vediamo ai playoff insieme ai nostri tecnici meravigliosi, che anche come quest'anno hanno sempre guidato alla grande con noi la squadra qui dalla postazione centrale del Pala Barsacchi. È vero, un gran lavoro. Da Roy Lepore, Daniele Maffei, è tutto lì dalla regia. Arsen Ticci, alle prossime occasioni. Buonanotte, grazie.